Un incontro con il prefetto di Agrigento, dottor Dario Caputo, si è svolto stamani. È stato chiesto dal presidente dell'ATI idrico, sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, accompagnata dal vice, il sindaco di Santa Elisabetta, Mimmo Gueli, per fare chiarezza sulla nomina dei commissari fatta dalla Regione Siciliana per la redazione del piano d'ambito, che segue quello di ieri fatto con l'assessore regionale Alberto Piero Bonni, al fine di scongiurare appunto il commissariamento che in atto esiste. Il Presidente chiede atti formali, non solo promesse, affinché si possa realmente passare alla gestione dell'acqua pubblica, visto il fallimento della gestione fatta dai privati fino ad ora. Un incontro oggi con il prefetto per quale motivo? Per fare chiarezza, perché il nostro interlocutore è il prefetto, perché il direttivo dell'ATI vuole avere chiarezza su tutti i passaggi che hanno portato la Regione ad assumere una decisione come quella che è stata assunta, che riteniamo assolutamente inaccettabile. Ecco, è una decisione che ha stranizzato un po' tutti, ve l'aspettavate voi? Assolutamente no. L'ATI di Agrigento è indubbiamente l'ATI più avanti rispetto a tutta la regione siciliana. Abbiamo fatto cose incredibili, fino a qualche tempo fa sarebbero state considerate incredibili. Siamo pronti a costituire l'azienda speciale consortile, abbiamo un aggiornamento del piano d'ambito già affidato alla Sogesid, quindi allo stesso Ministero, e quindi non vediamo perché mai dovrebbe arrivare un commissario, perché mai dovrebbe arrivare una diffida. Quindi la riteniamo lesiva, devo dire, lesiva delle prerogative che sono rimesse all'ATI, in tutti gli organi dell'ATI, e quindi come tale non la consideriamo accettabile. Addirittura avete anche vinto un ricorso contro, diciamo, a favore degli utenti contro Sicilacque, no? Sì, noi abbiamo vinto tanti ricorsi importanti, anche questo senza risorse adeguate. L'ATI si è costituita in tutti i giudizi e ha ottenuto delle sentenze favorevoli importantissime, quella che riguarda la tariffa e il piano tariffario. Il TAR Lombardia ha dato ragione all'ATI contro il ricorso di Girgenti Acque, che aveva impugnato la nostra tariffa perché la riteneva troppo bassa. Abbiamo vinto un ricorso importantissimo di circa 76 milioni di euro con riferimento alle richieste risarcitorie di Girgenti Acque. In ultimo è l'unica ATI della regione siciliana che assieme ad AMAP ha impugnato l'articolazione tariffaria di Sicilia Acque, che ha un costo enormemente fuori mercato, spropositato a carico dei cittadini, e il TAR della Sicilia ci ha dato ragione. Quindi ci siamo pure costituiti con un intervento ad adiuvandum in tutti i giudizi che riguardano le interdittive antimafia. Abbiamo fatto veramente un gran lavoro e pretendiamo ci venga riconosciuto. Addirittura c'è stata l'onorevole Margherita Roccarrulo che ha chiesto un incontro chiarificatorio al Presidente della Regione. Certo, indubbiamente, noi faremo tutti gli incontri istituzionali che sono assolutamente previsti, non ci mancherebbe, perché bisogna un po' capire quali sono le ragioni che hanno portato ad una scelta del genere, una scelta che secondo noi deve essere assolutamente rivista. È una scelta tecnica o politica secondo lei? Questo io adesso non lo so. Però devo dire che ho delle forti perplessità che si tratti di una scelta tecnica, perché o vengono commissariate tutte le ATI, ma manco tutte le ATI, perché vogliamo ricordare un'altra cosa che non è banale. L'ATI di Agrigento è l'unica ATI della regione siciliana che ha definito la liquidazione dell'ATO, quindi siamo avanti pure su questo. E allora, o la Regione vuole mettere mano a tutto il servizio idrico della Regione siciliana, e allora discutiamone, a iniziare da Catania per continuare con Palermo e per arrivare ad Agrigento. Ma che venga scelta Agrigento di fronte ad un panorama che non vede Agrigento dietro nessuno, noi riteniamo che vogliamo chiarezza, cioè non è una cosa che ci convince, quindi una scelta tecnica, devo dire, in questo momento non mi pare una scelta tecnica. Cosa vi aspettate dal prefetto? Che risposta vi aspettate? Sostegno. Il prefetto rappresenta lo Stato, noi siamo sindaci,
che siamo stati eletti, che rappresentiamo i nostri cittadini, le nostre comunità degnamente, e quindi noi chiediamo che il prefetto sostenga i sindaci, perché siamo tutti dalla stessa parte, tutti rappresentiamo le istituzioni, noi sindaci siamo in prima linea costantemente a tutelare le ragioni dei nostri cittadini e dei nostri territori. Il prefetto, come rappresentante dello Stato, non può che sostenere le nostre attività, le nostre iniziative, il nostro ruolo. Ecco, un'ultima domanda, si può andare avanti oltre Girgenti Acque? Siamo andati avanti oltre Girgenti Acque, siamo andati avanti oltre Girgenti Acque perché siamo pronti finalmente a quello che forse alcuni non digeriscono, perché siamo pronti ad affidare la gestione dell'acqua pubblica, bene comune, al pubblico, ai comuni, alla gestione che sia di un ente pubblico. Forse questo non è particolarmente gradito. I suoi colleghi sono tutti d'accordo? La stragrande maggioranza sicuramente, perché sono arrivate sollecitazioni da parte di quasi tutti i sindaci della provincia. Abbiamo fatto una scelta forte, l'acqua pubblica deve essere gestita da un ente pubblico, una scelta fortissima, noi siamo pronti a portare avanti questa scelta e non siamo assolutamente disponibili a un passo indietro che vada verso altre direzioni. La provincia di Agrigento ha scelto la gestione pubblica dell'acqua pubblica e nessuno ci potrà fare cambiare idea.